Buon pomeriggio, Sicilia 24 Focus, l'ultimo episodio di una morte sul luogo di lavoro occorso a Campofelice di Roccella nel Palermitano in qualche modo ci ha condizionati nel dedicare una nuova puntata a questo argomento, un argomento che si ripropone di volta in volta in tutta la sua gravità e per la quale cosa abbiamo deciso di scrivere morti sul lavoro. In realtà non servono più parole. Di parole qui ne sentirete, ma certamente i nostri ospiti ambiscono e desiderano che si passi all'azione. Saluto intanto il dottore Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato del Lavoro, non solo per dovere, ma anche credo per passione assoluta. Il suo cuore ovviamente legato a tutte le tematiche del lavoro. Buon pomeriggio, dottore, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, molte volte il dovere... Allora, sentiamo non benissimo, speriamo che il nostro collegamento si ottimizzi nel corso della puntata. Saluto anche, lo vedo in movimento, Piero Ceraulo, segretario generale Filea CGIL di Palermo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. E poi saluto anche il sindaco di Campofelice di Roccella, che ringrazio per essere qui con noi, Giuseppe Di Maggio. Buon pomeriggio sindaco, partiamo proprio da lei. Grande dolore, lei immediatamente ha espresso un dolore personale innanzitutto, un dolore della collettività di Campofelice che nel giro di pochi mesi ha dovuto piangere due suoi concittadini. Lei tra l'altro ha assistito all'episodio del volo dall'impalcatura dove c'era questo cantiere edile all'interno di Campofelice, ha assistito purtroppo al decesso del 64enne del suo paese. Intanto partiamo da lì, che cosa è accaduto, cosa ha visto? Ma io sono uscito intorno alle 9 quella mattina da casa e intorno alle 10:15, 10:10 mi è giunta la notizia, immediatamente mi luoghi e ho trovato il povero Giovanni Terrana a terra che veniva assistito dai sanitari. Devo dire che hanno fatto di tutto davvero per poterlo salvare, perché ho assistito personalmente, ritengo a oltre un'ora di assistenza, di pompaggio proprio nel cuore del povero Giovanni, poi però dopo un'ora di massaggio cardiaco dove i sanitari si davano il cambio, perché certamente è un adempimento che esige una certa fatica, poi però hanno dovuto prendere atto, malgrado tutti gli sforzi che hanno fatto, ed è incommiabile quello che ho visto con i miei occhi, hanno dovuto prendere atto del decesso del Ecco sindaco, purtroppo anche con lei abbiamo un collegamento non felicissimo, questo mi dispiace, nonostante insomma abbiamo tentato di ottimizzare fino all'ultimo. Senta, è il secondo caso in 3 mesi, ora certamente su questa vicenda si apre un'indagine, si cerca di capire che cosa non è andato, si cerca di capire se tutti i dispositivi per la sicurezza erano utilizzati. Ovviamente non chiedo a lei sulle indagini, ma di certo 2 domande bisognerà farsele, no? Perché davvero 2 episodi così gravi nel giro di pochi mesi sono pesanti da sopportare, immagino anche per lei. Non c'è dubbio, in 4 mesi 2 tragedie di tanta gravità ovviamente segnano tantissimo la nostra comunità. Peraltro tengo a precisare che Giovanni Terrana era persona davvero inserita socialmente a Campofelice, io l'ho definito l'amico di tutti, ma perché veramente era l'amico di tutti. Quella mattina, cioè dire ieri mattina prima di andare al lavoro, era stato, come usava sempre fare, al bar della piazza del paese per fare colazione, incontrava tutti
aveva scambiato delle battute con tutti, aveva sorriso anche al parroco del paese, perché proprio ieri il parroco mi raccontava di averlo visto quella mattina prima di andare al lavoro. Senta Sindaco, io la ringrazio perché le sue parole servono a tutti quanti noi a ricordarci che i morti sul lavoro non sono numeri, e molto spesso noi diciamo sono 10, sono 15, sono 20 e così, insomma, e questa cosa comincia quasi, no, a passare, a non fare quasi più notizia. I numeri sono corrispondenti a persone, a vuoti enormi che lasciano, a rapporti umani, e c'è la percezione molto forte però che questi valori importanti, cioè quelli di salvaguardare la sicurezza sui luoghi di lavoro, stia diventando estremamente scollata, no? Dalla percezione che queste vite hanno un peso, hanno un valore. Dottore Giordano. Beh sì, è molto triste perché il bilancio umano è sempre prevalente su quello dei numeri e delle statistiche. Non c'è dubbio. Anche la storia che ci ha oggi brevemente narrato il sindaco di Campofelice di Roccella è una storia che si ripete più volte al giorno in tante parti d'Italia. Certamente, analizzando anche questo fatto, c'è una ripetitività della tragedia. In Sicilia questa ripetitività è ancora più frequente, c'è un tasso di incidenza soprattutto in edilizia che è molto alto. Edilizia e agricoltura sono i campi più pericolosi per i lavoratori, e purtroppo ne parliamo sempre dopo. Esatto. Ne parliamo dopo come aspetti umani, e poche volte ci chiediamo prima che cosa si deve fare prima di queste cose, di queste tragedie. Indubbiamente c'è un dato che non deve sfuggire, e cioè quello che in Sicilia, forse più che altrove, la latitanza dei controlli, perché di latitanza si parla rispetto a un dovere pubblico che non viene adempiuto, e ha fatto ormai generare l'idea che la sicurezza, anche e soprattutto nelle piccole e medie imprese, sia un lusso, sia una variabile, sia un'attività quasi inverosimile e soprattutto impossibile da realizzare perché costosa. Questo avviene anche quando, credo che sia il caso di oggi, quando è lo stesso datore di lavoro ad operare insieme ai propri dipendenti, ai propri collaboratori, perché come è avvenuto a Casteldaccia, dove è morto innanzitutto lo stesso datore di lavoro degli altri deceduti, degli altri 4 deceduti oltre il datore di lavoro, come avviene spesso nelle piccole e medie imprese, è lo stesso datore di lavoro che è il primo a sbracciarsi, ad essere presente, ad operare, insomma a lavorare, ecco, con gli altri, e quindi egli stesso non si rende conto non solo degli obblighi che ha verso gli altri, ma nemmeno che ha verso se stesso, se non altro per spirito di conservazione. Qui la necessità non è soltanto quella del buon senso, come spesso ci si rivolge, come se le norme fossero una eventualità mentale. Le normative si applicano sempre, e purtroppo la provincia siciliana è ancora più, le province siciliane e tutti i luoghi dove c'è una piccola impresa sono ormai un patibolo di questi crimini di pace. Allora, grazie. Io vado da Piero Ceraulo. Sono state pronunciate delle parole chiave, no? Che sono legate al controllo, alla sicurezza. Sappiamo che mancano gli ispettori, e quindi insomma questo è un problema che non si risolve, non sono in grado davvero di valutare il motivo. Ma visto che il problema non si risolve, Ceraulo, c'è un altro modo, un'alternativa per risolverlo? Voi siete in questo momento adiratissimi per tutto ciò che è accaduto. Esattamente, intanto buongiorno a tutti, saluto sia il sindaco che il dottor Giordano, con i quali
ci siamo visti in diverse occasioni su iniziative e purtroppo col sindaco anche a seguito della tragedia di Mario Cirrincione del febbraio appunto scorso. La questione è purtroppo sempre la stessa, cioè noi oggi continuiamo a richiamare le istituzioni attraverso quella che è appunto la rete di controllo, di intervento da parte dei soggetti ispettivi. Il problema è che c'è una capillarità dei cantieri che ovviamente non riesce a poter essere, diciamo, seguita da coloro che sono preposti appunto al controllo. Noi l'abbiamo sempre definita una giungla dei cantieri e dispiace purtroppo quando anche nello stesso caso di Campofelice abbia perso la vita il datore di lavoro, perché veniva ricordato più volte che spesso magari le aziende anche di piccola dimensione si organizzano anche con il datore di lavoro che è quasi operaio insieme agli altri. Però qua il tema è che dobbiamo avere e dare la garanzia a coloro che fanno impresa che i tempi, i costi legati alla sicurezza non possono essere una variabile e non possono essere demandati a quella che per noi è la questione soprattutto che incide molto sugli infortuni, che è la tempistica. Cioè i tempi di consegna dei lavori ribaltano purtroppo su quelle che sono le regole della sicurezza con dei deficit che abbiamo riscontrato ormai in diverse occasioni. Purtroppo oggi anche il reclutamento della manodopera spesso avviene senza riconoscere reali competenze e capacità, ma perché serve il personale, c'è un indotto che è importante economico e quindi ci si organizza, ci si improvvisa a volte. Il caso di Casteldaccia, anche se appunto i ragazzi si era detto che fossero esperti, però ci sono alcune questioni di tipo tecnico, cioè se io non faccio formazione rispetto a un intervento all'interno di spazi confinati, io posso essere il miglior operaio del mondo, ma su alcune cose avrò sempre delle lacune e soprattutto il rischio appunto di infortuni diventa grave. Cosa fare? Noi abbiamo scritto al prefetto dall'inizio dell'anno 3 volte. Abbiamo scritto allo Spresa, all'ispettorato del lavoro, ci siamo rivolti alle istituzioni, ci siamo rivolti anche ai sindaci e io oggi anche in questa sede ribadisco e so che già il sindaco di Campofelice aveva colto la nostra anche proposta, quella di sottoscrivere un protocollo tra le organizzazioni sindacali che in questo momento hanno anche un altro pezzo di responsabilità, che è quella degli RLST, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Noi abbiamo costituito un'associazione, abbiamo assunto 3 tecnici che girano nei cantieri. Noi vogliamo mettere a disposizione per i piccoli comuni, quindi insieme, e qui il sindaco lo sa, anche alle forze di polizia locale, perché ricordiamo che i comuni hanno in tempo reale quelle che sono le denunce, le concessioni edilizie. Cioè noi possiamo sapere dove parte un cantiere, dove inizia e dove finisce. Allora, Dobbiamo cominciare a fare una rete, diciamo. Un attimo, Ceraulo. Allora, questa mi sembra già una questione. Quindi voi proponete, lanciate questa idea di protocollo tra il sindacato e l'amministrazione comunale, che ovviamente ha in carico le richieste dei lavori e dei cantieri sul territorio, per creare una rete capillare che sia legata all'organizzazione sindacale. Su questa cosa adesso andiamo, ecco, vedo che il sindaco è d'accordo, però io volevo sentire, perdonatemi, l'opinione del dottore Giordano su questo argomento. Beh, il tema che ha toccato l'amico Ceraulo è sicuramente il nucleo della tutela. Non vi è soltanto un'assenza di prevenzione da parte dei singoli, soprattutto dei piccoli datori di lavoro, ma anche della prevenzione da parte delle istituzioni. Ricordiamoci che il testo unico sulla sicurezza del lavoro che noi applichiamo dal 2008, che è una ottima legge, ma purtroppo in gran parte ancora da applicare, prevede un vero e proprio sistema istituzionale della prevenzione, con gli ispettorati, le ASL, l'INPS, l'INAIL e tutti gli altri organi di vigilanza. È un po' come l'evasione fiscale.
non è semplicemente chi elude l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, è quel sistema che consente anche di eludere lo scontrino avendo la disponibilità di fatture che sono emesse in un certo modo o di poter profittare dell'evasione fiscale. In questo momento la responsabilità, la condivisione di scelte da parte degli organi istituzionali è fondamentale, soprattutto per la Sicilia, dove queste materie, mi riferisco a quella del lavoro, quindi degli ispettori del lavoro, a quelli della salute, a quelli dell'attività amministrativa, a quelli dell'edilizia, dell'urbanistica, sono tutte di competenza esclusiva della Regione. Per cui non c'è limite alla buona volontà se si vuole fare qualcosa, non c'è nessun limite istituzionale e costituzionale a questo, ed è importante questo. Se noi semplicemente consideriamo che la Sicilia è l'unica regione che ha in sé la competenza sia in materia di salute sia in materia di lavoro, cosa che accade soltanto in Sicilia, e ha 2 organi di vigilanza. Uno le ASL che fanno capo all'assessorato alla salute, l'altro l'ispettorato del lavoro che fa capo all'assessorato al lavoro e alla sanità. Ok, dottore, però le chiedo questo, cioè io ho capito, cioè quindi che le istituzioni preposte, lei vuol dire, abbiano ovviamente, devono agire, no, su questo argomento. Ci sono delle istituzioni preposte, ancora di più in Sicilia, ma non può essere guardato con positività questo eventuale protocollo tra il territorio e le organizzazioni sindacali a supporto appunto dei controlli? Ecco, le chiedevo questo perché Ceraula ha parlato di questo. Sì, la risposta è nettamente sì, purché alle carte seguono i fatti. Ho visto tante azioni, convenzioni, protocolli, ma che spesso si risolvono nell'immediata conferenza stampa. Ottimo, allora andiamo al sindaco. Sindaco, allora, lei è disponibile a questa iniziativa, ma fattivamente? Non solo a questa, allora io volevo dire questo, che è chiaro che è una vicenda talmente complessa, molto grande, che riguarda certamente tutto il territorio nazionale. Però non c'è dubbio che ognuno di noi deve capire cosa poter fare, ad iniziare anche dalle piccole realtà, come può essere il mio comune, che è un comune di poco meno di 8.000 abitanti. Ed io ringrazio davvero il rappresentante della CGIL, il dottor Ceraulo, perché anche per la capacità di interloquire con le amministrazioni, come nel caso del comune di Campofelice di Roccella. Perché io ricordo che subito dopo che è caduta la tragedia di appena poco più di 3 mesi fa, l'altra tragedia, è venuto al comune, ho apprezzato molto questo, sì, abbiamo questo abbiamo capito. Ci ha sottoposto, voglio dire un'altra cosa, ci ha sottoposto diciamo un protocollo che certamente ho passato agli uffici che stanno esaminando, ma si sono fatti promotori di un'altra iniziativa che ho immediatamente preso al volo e che cercherò, voglio dire, di portare avanti, che è quella, noi andiamo incontro alle temperature che sappiamo tutti in estate, sono temperature che voglio dire, sfiorano i 40 gradi, a volte li superano, e ho ricevuto proprio diciamo una lettera in cui loro propongono un'iniziativa che io veramente sto immediatamente facendo mia, nel senso che ho dato agli uffici, che è quella di fare un'ordinanza per mettere in cassa integrazione gli operai da parte del datore di lavoro quando
si superano i 35 gradi. Ok, Sindaco, aspetti un momento, io la ringrazio perché questa cosa però non mi sembra una novità rispetto a quello che era già stato emanato dalla Regione. Adesso aiutatemi, io ricordo mesi fa un comunicato della Regione che dava esattamente questo tipo di disposizione, cioè con temperature al di sopra dei 35 gradi centigradi per gli operatori esposti alle problematiche meteorologiche e climatiche, lo stop da mezzogiorno alle 16. Ecco, io ricordo qualcosa del genere, quindi che si applichi, cioè siamo sempre lì, è giusto quello che dite ed è giusto quello che dice il dottore Giordano. Va bene tante cose, ma facciamole. Quindi che lei abbia intenzione di emanare questa ordinanza mi fa solo che piacere. Una parola di Ceraulo, poi dobbiamo chiudere e andiamo in pubblicità, per favore. Ceraulo. Sì, intanto ringrazio il Sindaco perché questo sarebbe già un primo segnale. Solo per dire sulla Regione Sicilia e chiudo. La Regione Sicilia oggi potrebbe emettere un decreto con il quale si assumono gli ispettori sul lavoro, perché è di competenza della Regione Sicilia. Dall'altra parte, nel momento in cui però demanda ai sindaci quella dell'ordinanza per le alte temperature, ma noi dobbiamo capire qual è la disponibilità, perché i sindaci si prendono appunto un impegno importante, quindi se partiamo da Campofelice io mi auguro che anche gli altri sindaci degli altri comuni facciano benissimo. Sindaco, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e anche per l'apertura su questo fronte, che a Campofelice si aggiungano tanti altri. Saluto il Sindaco e chiudiamo col Sindaco, chiudiamo anche con Ceraulo, che ringrazio ancora, ci ha mostrato questa bella porzione di cielo. Chiedo al dottore Giordano di restare nell'ultima parte del nostro collegamento perché apriamo un'altra pagina davvero tristissima che riguarda la storia terribile dei braccianti nel nostro territorio. Simbolo di questa lotta terribile è quello di un bracciante che nella terra di Latina è stato abbandonato, privato di un braccio ed è morto. Grazie, dottore Giordano, resti con noi. A tra poco. Siamo tornati in diretta a Sicilia 24 Focus, siamo rimasti con il dottore Bruno Giordano che, devo dire, vorrei dedicasse questa ultima parte di trasmissione a una ferita profonda. Tante volte raccontiamo dei braccianti sfruttati nelle nostre campagne, nella nostra terra. Anche noi, dottore Giordano, abbiamo raccontato degli episodi. La nostra collega Lorena Dolci ha realizzato uno straordinario reportage, peraltro premiato proprio in questi giorni con il premio appunto cronista dell'anno, e racconta dei braccianti nel territorio del catanese. Le storie sono dolorose quando raccontano di pochi soldi, pochi spiccioli, di luoghi fatiscenti dove dormono, di ciotoline dell'acqua per bere, di camionette che li caricano, ma diventa addirittura insopportabile quando si racconta la storia di Satnam Singh. È così. Non lo sento. Dottore Giordano, mi sente? Non ho sentito le ultime parole. Però dicevo che il racconto dei braccianti stranieri nel nostro paese è sicuramente terribile. Fra poco ristabiliremo il nostro collegamento con il dottore Giordano. Nel frattempo facciamo vedere quello che è successo a Latina, perché ricordiamo, ecco qua, questa è una manifestazione che si è svolta proprio a Latina, dove la storia di questo bracciante che nei campi del territorio di Latina si è praticamente tranciato un braccio invece che essere assistito dal datore di lavoro è stato lasciato sanguinante senza il braccio per strada. E lui naturalmente è morto, e la reazione nel paese di Latina, ma un po' anche in tutti i luoghi della nostra Italia, è stata forte, è stata vibrante. Vedete, questa è la manifestazione, basta, scrivono colonialismo, sono i lavoratori stranieri che mettono la faccia molto spesso anche durante le nostre interviste, li vediamo di spalle, li copriamo perché hanno paura.
ecco, questa della piaga del caporalato diventa davvero una cosa estremamente inquietante. Il dottore Giordano, con il quale purtroppo non stiamo riuscendo a ricollegarci, questo mi dispiace tanto perché ha realizzato uno scritto estremamente toccante. Così, prima di chiudere la nostra trasmissione, magari dando un appuntamento più avanti per un suo commento, vi leggo molto brevemente quello che ha scritto. Chi chiederà perdono appunto a questo giovane? Se sei straniero, irregolare, hai bisogno di un pezzo di pane per campare, devi lavorare a nero, senza sicurezza, senza dignità, senza speranza. Se mentre raccogli la frutta che vogliamo avere fresca al supermercato o mieti il grano per il nostro pane per 3 euro all'ora a 40 gradi all'ombra, ti strappano un braccio, non chiamano un'ambulanza, ti scaricano da un furgone sul ciglio di una strada, buttano il tuo braccio in un campo e muori dissanguato. Sei in Italia, nel paese in cui non dobbiamo disturbare chi ha voglia di fare. Chi chiederà perdono per Satnam Singh. Vi do appuntamento a un prossimo spazio per proseguire questo argomento davvero dolorosissimo e ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, ringrazio anche il dottore Giordano che evidentemente purtroppo era in un luogo complesso da raggiungere nuovamente, e vi do appuntamento con i nostri focus a domani come sempre alle 14:30. A tutti buon pomeriggio.